amiche, non può più frequentare certi luoghi, non deve dire o fare certe cose. E siamo tutti immersi in questo sistema sociale che è un sistema di tipo gerarchico, patriarcale, cioè basato intanto su una gerarchia, è un sistema verticale che è basato sul potere, sull'esercizio del potere di chi è più forte verso chi è più debole, però non più forte per natura e più debole per natura. Più forte perché esercita un potere violento nei confronti di chi poi lo subisce, questo potere. Ovviamente questo squilibrio di potere può avvenire anche da una donna verso un uomo. Esiste la violenza delle donne verso gli uomini, anzi c'è proprio in Italia una ricerca che è pionieristica, all'avanguardia, che ha indagato la violenza delle donne sugli uomini e si parla di 5-6 milioni di uomini in Italia che subiscono violenze vere e proprie, non blande discriminazioni. La violenza però dalle donne sugli uomini e dagli uomini sulle donne è diversa. Come ho detto prima che la sensibilità maschile è diversa da quella femminile, la forza maschile è diversa da quella femminile, anche la violenza maschile è diversa da quella femminile. Quando si parla di violenza femminile, che sicuramente è stata studiata molto di più perché è molto più evidente e riguarda numeri molto più grossi, lì